nostro delegato provinciale. Lui il delegato provinciale. No, dove ha messo il danno. No. Allora prego. Grazie. No, Giorgio vieni di qua e chi deve venire ancora qua e facciamo vedere. La provincia di Salve. fai venire la rappresentanza della federazione. Vieni. Ma sì. O Diego. Uno dei due, dai, vieni. Sì. Bene. Allora io dico 7 parole e poi vi lascio. Adesso sentiamo. Non ci riesco, però mettetevi seduti. Vai, mettiti seduto. Pronto? Tu fai foto, non disturbi. Tu fai foto, non disturbare. E ogni tanto c'è qualche buona notizia. Ecco, di solito nessuno fa dei regali a questa città e quel poco che abbiamo ce lo siamo dovuto sudare sempre abbondantemente. Ecco, in questo caso la Federazione di Pallacanestro ci fa un regalo, un bellissimo regalo, della quale non posso che ringraziarlo. Trasformare Gorizia, perlomeno per un anno, ma io penso che sia l'inizio di un percorso e che poi continui in un centro tecnico regionale, giusto tecnico? Giustissimo. Ecco, centro tecnico regionale della federazione di basket è credo un bel regalo alla città. Noi abbiamo una magnifica struttura, la magnifica struttura è il Pala Bigotto, non abbiamo solo quella. Abbiamo anche il Pala Brumatti, sempre intitolato a un altro grande, in questo caso un grande della pallacanestro, che è morto molto prematuramente. Ecco, e in questo caso il Gorizia ha le strutture, ha una squadra che ha reiniziato un percorso che per rinnovare una tradizione che a Gorizia rappresentava, direi, tutto lo sport, perché a Gorizia lo sport era la pallacanestro. Ecco, riuscire con la presenza del centro tecnico, con la presenza di questa squadra che sta riprendendo, ha vinto 3 partite di fila, credo, è un record. Ecco, Trieste invece ne ha perse 5. Insomma, no, il caso vuole. Dopo rispondo perché devo È un caso, ne ha perse 5 di fila. Ecco, io credo che cercheremo di ritornare, non dico ai tempi di una volta. L'allenatore della nazionale prima ha detto una frase, che lo sport di vertice oramai è razzista, mi sembra che abbia usato questo termine. Sono i soldi che fanno lo sport di vertice, quindi è perfettamente inutile illudersi di tornare dove siamo stati una volta, però di rappresentare degnamente questo sport sul panorama regionale io credo che possiamo ancora giocare un po'. E quindi questo cercheremo di fare con l'aiuto della federazione. Ringrazio il presidente regionale che è presente, ringrazio l'allenatore della nazionale, ringrazio il presidente del CONI, l'onorevole. Vedi che perché lui è senatore, per quello vedi. Io ero no. Ci vogliamo bene. Sì, esatto. Ecco, e quindi credo che insieme riusciremo a fare qualcosa, soprattutto a evitare quello che sarebbe una iatura, la chiusura del Pala Bigotto, cosa che evidentemente con questi chiari di luna, con i bilanci che abbiamo, è sempre dietro l'angolo. E quindi cerchiamo di evitarla, cerchiamo di far sì che lo sport riprenda, questo sport per la mente, che ci sia sempre una maggiore presenza. La buona notizia che mi dava prima Falzari era questo, che oramai quando le cose vanno un pochino meglio per la squadra il pubblico si attesta sulle 500-600 presenze. Ricordiamoci che abbiamo ancora 1400 posti liberi, ecco. Speriamo, perché fino a 2000 possiamo arrivare e quindi speriamo di coprirli. Vi ringrazio ancora e cedo la parola, direi, a Brandolin.
Vabbè. Bene, poi vai tu. Come vuoi. Bene, dai. E poi lasciamo il gran finale del presidente regionale. Sì, che il presidente regionale dovrebbe anche venire qua. Datemi una sedia per cortesia. Grazie. Perché credo Presidente. che dobbiamo ringraziarlo anche lui. Beh, direi proprio di sì. Sì, Forse è la persona che dobbiamo ringraziare. Prego. Prego. Sì, scusi, qui in questi casini. No, io intanto ringrazio il sindaco e l'avvocato Adami per avermi invitato. Sono di corsa tra Udine, Trieste e adesso Gorizia. Ovviamente quando ho visto quell'invito, devo dire la verità, insomma, mi si è aperto, lo dico senza infingimento, insomma, il cuore, per tanti motivi. Lo dico in particolare al nostro coach della nazionale, che ringrazio, perché ci fa un grande onore di essere a Gorizia, come diceva il sindaco, una città veramente che il basket, non so perché ma è così, da quando è stato inventato e portato nel nostro paese ha sempre vissuto di basket. Abbiamo decine e decine di ragazzi e ragazze che hanno giocato nella nazionale. C'è una grande società, l'Unione Ginnastica Goriziana, se tu vai nella loro sala del gabinetto vedi tutti questi atleti che tu hai conosciuto, alcuni li conosci e altri che non ci sono più, ci sei stato, quindi sai una città che di basket veramente, come dire, ha vissuto e vive ancora, perché ci sono tanti goriziani, lo so perché li ho visti a vedere Trieste in Serie 2, a vedere ieri la GSA a Udine, che sta tentando anche lei di recuperare il gap per quella città, e quindi voglio dire c'è fame proprio di basket. Il fatto di aver letto appunto che c'è la disponibilità, la volontà della federazione, in particolare di Adami, penso anche del presidente Petrucci ovviamente, di voler fare del Palabigotte della città di Gorizia un punto di riferimento per il basket regionale, io mi auguro anche nazionale, ovviamente mi ripeto, mi ha riempito veramente il cuore. Primo perché ci dà di nuovo lustro e la possibilità alla città di farsi riconoscere, in particolare dai giovani, di quanto ama questo sport e di anche che bella città è. Lo devo dire, anche se io non ci vivo qui, una città semplice, piccola, però molto ospitale. Devo dar atto al sindaco, di cui è il mio avversario politico, ma è così, di aver rifatto un bellissimo arredo urbano che ha dato, come dire, prestigio alla città, e quindi sono convinto che chi verrà in città si troverà molto bene. Si troverà molto bene, lo dico con molta sincerità. Mi auguro anche che questo possa aiutare la città a farsi conoscere, ad avere, come dire, delle persone che la vengono a vedere e a trovare, e quindi anche a poter dare un po' di movimento alla nostra città. All'epoca, lo dico a Pianigiani, io avevo sognato che questa città potesse essere, non solo per il basket ma anche per altri sport, un punto di riferimento in particolare come porta verso i paesi che stanno dall'altra parte, che hanno tradizioni, in particolare del basket, inutile che ti dica, insomma, li conosci molto bene, enormi, e li ha provati anche sulla sua pelle, sia come allenatore di club che come allenatore di nazionale. E quindi io mi auguro che anche questo centro, insomma, possa essere, come dire, di impulso per questa collaborazione, non soltanto degli amici sloveni e croati, ma anche con tutto ciò che sta dall'altra parte. Il presidente Petrucci, da questo punto di vista, quando era presidente del CONI, era molto attento, ci ha aiutato a fare tante di queste iniziative. Mi auguro, come dire, che anche questo possa essere da sprone per essere questo ponte, come sempre stato, insomma, questa nostra regione. Infine, diciamo, ringrazio il presidente Adami, l'amico Bassi, l'amico dove Falzari, non lo vedo più, eccolo qua Falzari, perché insomma ci tengono e tengono vivo, insomma, l'amore della città verso il basket, e ci danno questa opportunità. So che il prossimo anno avremo, speriamo anche a Gorizia, qualche partita ai campionati europei, giusto under 21 di femminile, e tra 2 anni quelli maschile. No, non è così. Li abbiamo, come dire,
Ho parlato con Bolsonaro oggi, per quello ti dico. Abbiamo staccato il ticket ieri. Vabbè, allora facevi tu l'annuncio. Carta su, io non ho detto niente, fai l'annuncio da. No, Presidente. Non cancellate tu. Non scrivere, però voglio dire, questo mi ricorda il 2005, non so se 2005 o 6, 7, che abbiamo portato le partite a Gorizia dei campionati europei che si svolgevano in Slovenia e dove c'erano i 4 tuoi nazionali, Hackett, Tome e gli altri 2 non mi ricordo. Su 4, sì, il dettaglio è quello che è, insomma, no? Ecco, per dire che mi auguro, come posso dire, che anche questo centro possa, come dire, avere la possibilità di fare anche dopo altre grandi manifestazioni nella nostra regione, in particolare a Gorizia. Da questo punto di vista posso dire che l'assessore e vicepresidente Bolsonaro al turismo è molto disponibile, come dire, ad agevolare queste iniziative, più che l'assessore allo sport, per cui mi auguro di poter trovare queste sinergie. Come comitato regionale, finisco, ringrazio veramente tutti, questa è una notizia veramente positiva, non soltanto per la città, caro sindaco, ma per l'intera nostra regione. Nel momento in cui sentiamo solo polemiche, notizie negative, numeri non so se veri e falsi, che i vari statisti, i vari censimenti o sondaggi che vengono fatti sono solo negativi. Io credo certe volte che imbrogliando i numeri, certe volte anche imbrogliando i numeri, questa invece è una notizia positiva. Ti ringrazio Dani e ringrazio soprattutto Pianegiani che oggi è qui con noi, che dà lustro a questo nostro movimento. Grazie Sindaco. Grazie. Posso così introdurre? Presidente, tocca a lei. Avete visto che dal siparietto con il Presidentissimo capite che c'è una sinergia e al di là di un affetto e di una stima, ma una sinergia particolare e abbiamo tanti risultati, ormai qualcosa avete già capito, anche la prossima estate porterà qualcosa di grande nella nostra regione per quello che riguarda la pallacanestro. Però ogni cosa a suo tempo. Parlavamo di la notizia e di ieri, abbiamo una sorta di ufficialità, però dobbiamo un attimino confezionare. Under 20 femminili campionati europei assegnati a Friuli Venezia Giulia. Se lo potete non scrivere sarebbe meglio per adesso, però fate quello che volete. Quindi continuiamo in un percorso dove il coach col fatto di scegliere per 2 volte la nostra regione come sede del ritiro dalla nazionale la scorsa estate, gratificandola anche con degli incontri amichevoli e degli incontri di qualificazione per gli europei, poi portando i campionati Under 19 Elite, le finali italiane a Gorizia lo scorso anno, perché ricordiamo anche questo, le finali Under 19 Eccellenze e tutta una serie di altre manifestazioni. Continuiamo a far capire come la nostra regione sia, sotto il profilo dell'ospitalità, assolutamente adeguata per palazzetti, per know-how, per sinergie con il territorio. Riccardo Bassi, Diego Fazzari e anche altre società goriziane che ci hanno ovviamente sempre aiutato. Ma oggi arriviamo al centro tecnico federale. Cosa sarà? Il Palabigot sarà la casa friulana della federazione. I lunedì saranno dedicati a questo progetto che è finalizzato a monitorare il territorio, a seguire i ragazzi giovani che si alleneranno sotto forma di rappresentative divise per età e per annata. Seguiremo il mini basket con gli istruttori del mini basket, seguiremo gli allenatori con gli istruttori degli allenatori. Quindi parlavamo di Firenze e di Siena, una sorta di Coverciano per la nostra regione, per la pallacanestro, per capirci, dove con un programma, si diceva 1 anno, ma sicuramente non a breve scadenza ma a lunga scadenza, si spera di poter crescere tutti, non solo noi manager della pallacanestro, ma i nostri atleti, i nostri allenatori, i nostri arbitri, i nostri ragazzi del minibasket e chi insegnerà a giocare a pallacanestro, a fare i primi tiri ai bambini del minibasket. Quindi un progetto sparso su tutto il territorio che noi abbiamo accettato in maniera entusiasmante, entusiastica, coinvolti a pieno, e la presenza del coach della nazionale ci gratifica. Questo signore qui è un signore di pochissime parole e di tanti fatti. Pronti via, stava facendo la conferenza stampa di chiusura degli europei in Slovenia, dove
abbiamo vissuto dei momenti straordinari, ma anche dei momenti di amarezza, perché si pensava magari anche di vincere una partita in più o qualcosa è sfuggito di mano, eccetera. Bene, alla fine di un'avventura lunghissima, in conferenza stampa diceva: non vi preoccupate, ci vediamo tra poco. Io sarò tra poco di nuovo in Friuli Venezia Giulia da voi, perché partiamo col centro tecnico federale. Quindi per farvi capire come programmazione non sia un concetto vuoto e asettico, ma sia una cosa ben chiara, che va oltre la singola partita, oltre il singolo allenamento, oltre la quotidianità del singolo giorno. Per noi è un onore averlo qui. Adesso andremo al palazzetto a vedere i primi allenamenti dei primi gruppi del 49, a dimostrazione del fatto che non è qualcosa di gestito da Roma attraverso i media. Abbiamo qui il coach della nazionale a vedere i pronti via di queste giornate azzurre, come l'abbiamo definite, e noi abbiamo imparato a conoscerlo, ad apprezzarlo nel corso delle scorse estati, perché è stato con noi a Trieste, è stato con noi in Regione, e partiamo da Gorizia con questo ambizioso progetto. Il Palabigotto, ripeto, sarà la nostra tana, la nostra casa. Tutti i lunedì si riuniranno qui le nostre rappresentative, cresceremo insieme secondo i dettami. Ovviamente non sarà sempre a condurre gli allenamenti o a fare i clinic coach pianigiani, sarebbe assolutamente utopico pretenderlo, anche perché non siamo l'unica regione italiana, ma ce ne sono tante altre che partono questo progetto, ma ovviamente il benvenuto per la giornata odierna va a lui. Siamo a totale e completa disposizione per poi capillarizzare il verbo della pallacanestro. Grazie a tutti. Grazie. Adesso lui. Per voi va bene lo stesso se sto seduto? Sì. Così avete modo e tempo di fare domande, eccetera, e siamo in un clima meno formale per quanto mi riguarda. Come vedete sono già da campo, sono meno istituzionale. No, ovviamente due parole sincere, non di facciata, per ringraziare tutti, dal sindaco, presidente del CONI, presidente regionale, tutti quanti hanno voluto fortemente che potessimo essere qui, già rispettando dei tempi di programmazione che per noi erano importanti. Dico, per riprendere quello che ha fatto il sindaco, che non abbiamo fatto un regalo, ma è stato fatto un regalo anche a noi, nel senso di avere la disponibilità e la possibilità di avere un impianto adeguato dove poter svolgere questo tipo di attività, che pensiamo veramente sia chiave. Perché in cosa si concretizza questo discorso del centro tecnico federale? Entro subito nello specifico, ed è il messaggio che poi stasera, facendo dei clinic integrati, finiremo molto tardi, dove io poi farò l'ultimo intervento. Noi oggi in Italia abbiamo la necessità di creare eccellenze intorno allo sport, in questo momento intorno alla pallacanestro nello specifico, perché se noi pensiamo come numero di giocatori, di praticanti, come taglia fisica di giocatori in questo momento e anche per un po' di anni a venire, siamo meno competitivi rispetto ad altre nazioni. Questo lo sappiamo. Sappiamo anche che la congiuntura economica è sfavorevole, al di là di conti o meno conti, ma ci sono meno soldi nello sport in questo momento. E allora noi però non possiamo accettare questo per accettare di essere meno competitivi. Per voler continuare a essere competitivi abbiamo una strada che secondo me è obbligata, che è quella di creare eccellenza nel modo in cui questi giocatori, da quelli più giovani a quelli senior che devono ancora migliorare e farsi un'esperienza internazionale, noi non possiamo sbagliare il modo di allenarli, non possiamo non mettergli a disposizione tutto quello che oggi è il contorno di conoscenze, di know-how, per creare una figura di atleta moderno che possa essere veramente sempre più competitivo. In questo l'Italia non ha motivo di essere seconda a nessuno, perché c'è un patrimonio di cultura sportiva e di cultura cestistica in particolare che ha radici lontane e che deve essere per noi un patrimonio per creare eccellenza proprio nelle figure che stanno intorno a questi giocatori. Allora ecco che l'unico modo per essere competitivi è fare squadra, e fare squadra nel senso più vero, e riunire le componenti della pallacanestro di un movimento perché non lavorino a compartimenti stagni, e quindi un luogo come questo che diventi settimanalmente o comunque mensilmente un luogo di totale aggregazione tra le componenti della pallacanestro, che preveda
da chi allena i bambini, a chi allena i ragazzi dei giovanili, a chi allena le squadre senior, a chi fa il maschile, a chi fa il femminile, le squadre senior di varie categorie, ma un punto di confronto per dirigenti, per arbitri che possano conoscere sempre di più il gioco, deve essere parte integrante, non una parte staccata del movimento. Tutto questo per creare, ripeto, eccellenze che possano poi essere anche lavoro. Stamattina io ho fatto qui una lezione, mi hanno invitato a un incontro al liceo sportivo, perché credo che sia veramente, voi dovete immaginarvi oggi come una squadra che sta intorno a una squadra che è ancora più importante della squadra che scende in campo. E in questo non c'è motivo, noi non siamo qui, non sono qui ovviamente oggi con la bacchetta magica per individuare o vedere, non so, un talento che nel giro di 2 anni lo scopro oggi passeggiando per le strade di Gorizia e possa essere nella nazionale A fra 2 anni. Abbiamo monitorato il territorio, è giusto continuare a farlo con i miei assistenti, le giornate azzurre dagli anni passati, quindi c'è un processo, un percorso che va avanti, ma noi siamo qui per cercare di condividere, di interscambiare, di raccogliere idee, perché credo che sia giusto che anche l'allenatore della nazionale debba intercettare e capire quali sono i bisogni della base e viceversa possa scambiare con la base quello di cui abbiamo bisogno a un livello un po' più alto. E dove non necessariamente ci sono magari per un momento, per un periodo, giocatori di 2,10 m dal talento straordinario che possono servire, può nascere un allenatore di primo livello, un preparatore fisico di primo livello, un dirigente, un arbitro, e in generale creare quella cultura sportiva che poi diventa fondamentale per avere la spinta a investire nello sport, per andare la domenica ad riempire i palazzetti con un pubblico che sia civile, competente, che non ci sia una cultura del contro ma una cultura del costruire. Questi sono valori veri. Allora ecco che queste giornate per noi rappresentano veramente un momento importante per cercare di avere un percorso comune su come vogliamo far crescere questi giocatori, che non ci siano più gli orticelli di ognuno che se lo tiene, ma possiamo condividere una via per portarli al più alto livello possibile, per dar loro tutti gli strumenti perché possano arrivare al più alto livello che le loro doti fisiche o di talento gli possono permettere di arrivare. E quindi questo deve essere veramente un momento di crescita, di impulso, di sviluppo, tutto quello che abbiamo detto. Allora ecco che l'impianto, una cultura sportiva nella regione, un fatto che in una città ci sia veramente tradizione. Io ero assistente quando ho giocato a Gorizia gli ultimi anni, Gorizia era in Serie A, ho fatto da capo allenatore quando allenavo i giovani in una finale nazionale cadetti qui a Gorizia, ho perso tra l'altro una semifinale contro Milano all'ultimo secondo, proprio qui al Palabig, però ho giocato nella vecchia palestra, sì. E quindi insomma sono al di là di questi ricordi, però al di là delle vostre rivalità, perché io capisco da toscano, dal sindaco fiorentino, quindi già scherzavamo, quindi lui diceva di Trieste eccetera, però in realtà abbiamo veramente visto come c'era tanta passione. Ieri ero a vedere la partita a Trieste, molti spettatori, abbiamo visto veramente interesse intorno alla nazionale dovunque, muovendosi qua, competenza, persone appassionate che venivano per vedere gli allenamenti un po' da tutta la regione, mi dicono stasera ci saranno tanti allenatori che vengono per seguire un clinic integrato, insomma c'è del fermento vero e c'è la voglia di fare le cose per bene, credo poi come nella tradizione e nell'ospitalità di questa terra. Io ho iniziato un giro in Italia proprio partendo da dove sentivamo entusiasmo, da dove c'erano situazioni in crescita, sono stato al sud, sono stato 3 settimane in Piemonte, ci sono delle realtà diverse in Italia, però siamo voluti partire e girare dove sentivamo che c'era veramente il desiderio di accogliere, di partire, di andare, per cui siamo molto contenti sinceramente di essere qui e pensiamo che questo tipo di percorso, come è stato detto da chi mi ha preceduto e che conoscono ovviamente molto meglio di me la realtà locale e poi perché fattivamente portano avanti quello che è il sociale, io credo fermamente da uomo di sport come questi elementi siano veramente il primo passo verso tante cose che poi si possono concatenare e possono essere produttive di buone cose. Per cui niente, detto questo credo che sia il momento di partire, ripeto, tenendo presente, questo a me fa molto piacere, che quello che ha detto
prima il sindaco, cioè evitiamo così, scongiuriamo che quel palazzo venga chiuso, ecco, per me sarebbe una sconfitta della pallacanestro, ma in generale per tutti, visto la carenza assoluta di impianti che abbiamo in Italia. Dove c'è un impianto che è ancora di livello per ospitare delle cose importanti, dove c'è passione, perché nella regione c'è, che una cosa del genere vada, come dire, a spegnersi, ecco, se quello che noi facciamo, che per noi è una cosa in cui crediamo molto, veramente di produzione di eccellenza, ma contemporaneamente si unisce l'esigenza di ridare impulso e linfa a una struttura proprio per quello che rappresenta in Italia, la possibilità di avere impianti, di fare sport, di unire persone, giovani, famiglie, eccetera, ecco, credo che questo sia una vittoria che è già nel momento stesso in cui partiamo, e quindi di questo sono sinceramente contento anch'io. Detto questo, sono a vostra disposizione se avete domande di qualsiasi tipo, di natura, eccetera, sia sul progetto tecnico che non, sia sulla nazionale A che non, se no altrimenti andiamo a lavorare. Grazie. Ecco, io approfittavo per chiedere un attimino come verrà strutturato il progetto, cioè se c'è già un calendario fissato che ogni settimana ci si incontra con quella data squadra, e poi i tecnici che seguiranno il progetto saranno tecnici comunque locali oppure della federazione? Saranno locali. Allora cerco di riassumervi il concetto, perché giornalisticamente non sarà. È chiaro che poi il calendario e gli orari eccetera verranno di volta in volta nelle varie regioni che ospitano, condivisa a livello locale, adattata eccetera per esigenze di squadre ragazzini e allenatori. L'idea è quella di avere un programma tecnico che viene condiviso, che inizia da oggi, con cui parlare. Voi sapete che però è giusto che ve lo sottolinei, negli ultimi anni abbiamo cercato di dare una struttura abbastanza piramidale, per cui il preparatore fisico responsabile nazionale, che è Francesco Guzzolin, sceglie, chiaramente d'accordo con i comitati regionali eccetera, il preparatore fisico territoriale, quindi valorizzando le competenze e professionalità del luogo, della regione, che però abbiano e siano inserite in un programma che è nazionale. La stessa cosa per gli allenatori, ci sono gli RTT, referenti tecnici territoriali, che sono delle figure di allenatori nella regione che vengono, tra virgolette, a condividere un programma che stabiliamo insieme a livello centrale, perché ci sia una uniformità nella formazione, sia degli allenatori, dei giovani giocatori, che possibilmente vada dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dalla Calabria al Friuli, perché dobbiamo avere una nostra via e deve essere in modo che non si dicano cose diverse da una parte o dall'altra, per cui ci sarà sempre anche una presenza o il più possibile dei miei assistenti o di figure centrali, ma sapendo che tutto quello che viene svolto in regione è comunque dalle persone della regione concordato e in linea diretta con un programma che è nazionale. E tutto questo è fatto proprio a livello, per far sì che le varie componenti si parlino, cioè deve essere un momento di aggregazione dove gli arbitri o i giovani arbitri vanno a vedere cosa succede sul campo con gli atleti, perché ci sia una maggiore comprensione del gioco, cioè quello che insegniamo agli allenatori, perché non deve essere ascoltato dagli arbitri? Perché adesso ci stiamo già coordinando con il settore femminile per cercare di mettere insieme il più possibile il progetto del femminile insieme a questo, perché la pallacanestro abbia perlomeno dei punti che possono essere comuni di un certo tipo di contatto. Il clinic che faremo oggi, che parte dal mini basket, la preparazione fisica al settore giovanile, per andare a parlare di quello che vorremmo che sapessero i giocatori, sapessero leggere sul campo alla fine di un percorso giovanile, per far capire come certe cose sono essenziali anche nella pallacanestro senior di qualsiasi livello, fino al livello più alto in assoluto, proprio perché ci sia un linguaggio comune. Allora ecco che al di là dell'orario che verrà fatto ogni lunedì di situazioni, c'è questa scadenza che sarà più o meno la stessa in tutti i posti italiani dove apriamo queste piccole Coverciano, come le ha definite bene Adami. Era l'idea proprio questa del Presidente Petrucci, di ridare questa prosecuzione, questo ulteriore impulso alle giornate azzurre con cui avevamo iniziato 3 anni fa, e quindi questo programma sarà nazionale, con presenze continue
di persone del settore squadre nazionali sul territorio e con un interscambio continuo che poi, non sto a dirvi, abbiamo e anzi vorremmo implementare in un futuro anche con varie forme, visto che la tecnologia ci aiuta, per avere poi database degli atleti, per coinvolgere in regione, ma questa è proprio una regione ricca poi di allenatori anche di esperienza. Stasera ci ritroveremo poi a cena con tutti loro, per cui faremo tardi, insomma, cioè, assaggeremo anche qualcosa del Friuli di locale, no, al di là di tutto, ma è un modo perché credo che sia giusto che poi, insomma, si rivalorizzi anche le professionalità di un territorio, però ecco, l'idea globale è quella che però non ci sia una pallacanestro del Friuli ed una di un'altra regione piuttosto di un'altra, ma noi sappiamo dove vogliamo andare per una via italiana alla pallacanestro, il più possibile condivisa. Non vengo qui ad imporla io, ma a mettere un po' di esperienze fatte con il club ad alto livello, con la nazionale ad alto livello, ma con i settori giovanili prima, eccetera, con quelle che sono le esigenze della base, perché si trovi questa via unica e che poi invece crescano e vengano valorizzate le professionalità locali, e di cui abbiamo un bisogno spasmodico, ripeto, per rimanere competitivi. Noi vorremmo sempre di più. Io dico, scusatemi se mi dilungo troppo sulla parola che avete impegni, ma ho detto questo in questi giorni, l'ho detto anche stamani ai ragazzi e lo ripeterò stasera, e non mi stanco di ripeterlo girando per l'Italia. Io dico a chi gestisce i club, io capisco e noi tutti siamo consapevoli della crisi economica che c'è, ma chi ha una squadra dove ha, io penso al vertice più assoluto, ha 15 milioni di euro di budget, piuttosto che chi ne ha 1 di milioni, spendere qualcosa in meno non cambia sul valore essenziale della squadra. Noi stipendi tra giocatori e allenatori, se tu ne hai 15 ne spendi 14,5, se tu ne hai 1 e spendi 900.000, investire questa parte nelle nuove figure che possono stare intorno fanno una differenza, perché tra due squadre a parità di budget, una squadra che investe di più in uno staff competente avrà atleti che mantengono la condizione nell'arco della stagione, avrà meno infortuni, avrà più capacità di recuperare dagli infortuni in tempi brevi, avrà una capacità di preparazione delle partite, di scouting, di conoscenza degli avversari, il reclutamento dei giocatori, in tutte le professionalità che stanno intorno, da avere più allenatori, i preparatori, uno staff medico adeguato, gli scout, insomma, sapete quanto questo oggi può fare la differenza, e questo rappresenta un'eccellenza assoluta, perché a parità di livello non solo quella squadra che investe in altri tipi di professionalità e circonda la squadra di questo migliora le performance e quindi ha un rendimento sicuramente migliore, ma in futuro crea un brand di positività, per cui a parità di peso che hai sul mercato dal punto di vista economico, un giocatore piuttosto un allenatore di qualità verrà sempre più da te perché sa che trova un'organizzazione migliore, e questo ti facilita anche creando un brand nel futuro. Questo va fatto anche a livello minore, dove magari non ci sono nemmeno questi budget minimi, ma noi come allenatori dobbiamo coinvolgere un ragazzo più giovane che viene, che smette di giocare, che ha passione, che è a costo zero, per cominciare a metterlo dentro, che magari non potrà più fare il giocatore ma può cominciare a studiare da questo punto di vista, magari uno studente di scienze motorie che vuole cominciare a mettere sul campo, a sperimentare quello che sta studiando, è a costo zero ma fa esperienza, entra dentro uno staff, e in tanti piccoli particolari. Non abbiamo tante ore per allenarsi? Bene, ma con queste cose, le nuove generazioni, le nuove tecnologie, far vedere un video 5 minuti prima di entrare in campo, guarda, puoi correggere questo movimento perché ho ripreso l'allenamento, ci sono migliaia di cose che possiamo fare, creare dei programmi personalizzati che uno può lavorare 20 minuti per star meglio fisicamente prima di entrare in palestra, occupare quel campo, quell'orario ristretto che abbiamo. Questo lo possiamo fare anche dove le situazioni economiche sono pochissime, ma intanto creiamo entusiasmo, cioè mettiamo alla prova giovani persone che possono darci dell'eccellenza, perché sono incuriosite, studiano, si applicano, vedono, li vediamo crescere. Cioè questa deve essere una via italiana, nostra, per poter andare poi all'estero a insegnare, a creare veramente nuove cose. Non possiamo chiuderci in un momento dobbiamo aprirci, dobbiamo avere delle idee, dobbiamo battere queste strade. Questo è il senso di queste giornate, e quindi in questo noi crediamo fermamente e abbiamo bisogno di sentire questo entusiasmo intorno, di creare questa possibilità di aggregarsi, per cui ogni volta ci viene data questa possibilità
con questa disponibilità in posti che sono adeguati per poterlo fare, è credo una grande chance per tutti e va sfruttata, e questo è il motivo per cui credo sia anche doveroso che l'allenatore della nazionale, tra le varie cose, tra Roma, tra l'estero, tra quello che deve fare, il più possibile sia presente in queste situazioni, e non è assolutamente un peso, ma anzi è una cosa in cui mi sento, cioè, credo che sia doverosa. Grazie. No, a voi. Grazie, veramente di cuore. Grazie. No, per quanto riguarda le giornate, la cosa certa in questo momento è che sarà lunedì. Sì. Le annate del Centro Tecnico Federale Friuli Venezia Giulia prevede i 98 e i 99, le annate più volte quindi saranno queste due. Per quanto riguarda i giorni che saranno 4 o 3 piuttosto che 2, verrà fuori dall'esito di queste due giornate azzurre che sta facendo il capo del settore squadre nazionali giovanili Andrea Capobianco, che poi di concerto con l'RTT Andrea Paverni si metteranno d'accordo. Noi abbiamo messo a disposizione il Palapilot tutti i lunedì. Diciamo mensilmente, sicuramente un appuntamento mensile, se non 2 sarebbe almeno l'ideale, cioè almeno 2 lunedì almeno. Questo deve essere la base che non è. Sì, però insomma l'idea è quella veramente di crescere e continuare. L'altro aspetto, ecco, noi abbiamo parlato adesso nello specifico dell'età, è molto importante anche dare una mano all'investimento che la federazione fa, perché molte volte oggi ci sono meno ragazzi che si muovono, vengono reclutati da club più grandi eccetera, quindi a volte assistiamo a un ragazzo di una struttura fisica interessante che deve necessariamente giocare fuori ruolo perché magari è il più grande della sua squadra, però e quindi deve giocare in un ruolo un po' diverso da quella che potrebbe essere la sua proiezione futura, cioè allora metterli insieme anche un attimo per riequilibrare, voler farli vedere mondi diversi rispetto alla realtà. Questa è una situazione di crescita che deve oggi creare la federazione, ma questo è cambiato dappertutto, cioè è cambiato a livello di vertice. Noi a livello di nazionale A si è ribaltato rispetto a come era in passato, no? Per cui c'era la carriera di un giocatore, diventavi un giocatore da una squadra da scudetto, poi facevi le coppe, poi andavi in nazionale, era il punto di arrivo. Oggi la nazionale fa fare esperienza a dei giocatori che magari non hanno esperienza internazionale e deve far creare loro uno status europeo che poi dopo venga riconosciuto anche dai club. Perché? Perché è cambiato, è un percorso diverso, pochi giocatori italiani hanno un'esperienza europea, delle coppe, di quel tipo di pallacanestro, anche per questo siamo molto orgogliosi di quello che è stato fatto quest'estate, perché molti di loro per la prima volta si sono mostrati così competitivi, esatto. E ce ne perde, ma noi le abbiamo giocate tutte fino in fondo in un contesti che per loro erano nuovi. Cioè mentre per alcune grandi nazionali, pensiamo quando abbiamo incontrato la Grecia eccetera, per cui ciascuno di loro, da Spanulis a Zisis, da Papanicolaou a Perperovu, da Fozis a Burus, tutti quanti erano giocatori che avevano vinto l'Eurolega, per cui giocare davanti a 20.000 persone è il pane quotidiano per tutto l'anno. Per alcuni dei nostri trovarsi a Lubiana 17.000 sloveni che si facevano sentire in maniera importante, corretta, cioè era un'emozione da vivere per la prima volta, e quindi vedere che lì riesci a competere, che ci sei, che hai, questo gli dà già uno status importante, giocarsi alla pari con tutti in quei momenti dove una cosa è giocare 11 partite in 17 giorni per vincere o morire, una cosa molti dei nostri fanno una partita alla settimana, una trasferta ogni 15 giorni, sono situazioni diverse. I nostri sono fatti trovare pronti emotivamente, tecnicamente, anche proprio fisicamente, ti dà un'idea dello sforzo che devi fare, di quanto dobbiamo prepararci per essere pronti a quel tipo di partita, perché diventa una cosa diversa. E allora la nazionale oggi li deve preparare e testare, non è più li gestisce dopo che sono arrivati al vertice, deve essere un'occasione di crescita. E quindi a tutti i livelli dobbiamo trovare nuove strade adesso, e dobbiamo trovarle fin da quando sono giovani, perché non possiamo accettare e dire vabbè adesso è così e non potrà mai più essere. No, vogliamo competere, e per competere queste strade le dobbiamo battere, ripeto, con grande disponibilità, cavalcando entusiasmo e mettendoci insieme. Grazie. A voi? Sono
l'assessore Vespa Thompson della provincia di Gorizia, assessore allo sport. Vorrei complimentare per questa conquista, che in realtà è un primo passo per il grande sogno, che esiste un grande sogno per il basket goriziano. E un gruppo di persone che hanno un desiderio profondo di riportare il basket goriziano ai tempi d'oro. Questo è stato iniziato già l'altro anno perché ho rivissuto l'emozione dei tempi d'oro del basket goriziano entrando al Pala Bigot al campionato nazionale Elite, che è stata veramente una cosa spettacolare vedere il Pala Bigot pieno e questo centro darà la possibilità appunto a tutti questi allenatori, arbitri e tutti quelli che lavorano per il basket e quello che anche noi come provincia sosteniamo, cioè la sinergia. Ha toccato anche un punto fondamentale per quanto riguarda la tifoseria, il palco, che non è da sottolineare anche questo aspetto, perché è fondamentale, perché entrare in uno stadio che fa il tifo per la propria squadra ma non contro l'altra è anche un atto civile, è anche il valore educativo e questo è il valore educativo dello sport. Per cui complimenti, in bocca al lupo. Grazie. Bene, andiamo. Dove sei?